Rieccoci per Inter Pares in tarda nottata, quasi allo stesso orario di Porta a Porta. Sto facendo una battuta ovviamente. Appuntamento a mercoledì, gruppo TV7, ricordo perché andiamo in onda a quest'ora, perché ovviamente andiamo in onda dopo la gara del Padova e tutta della Serie C, che ovviamente è il turno infrasettimanale. Ospite il sindaco di Padova, abbiamo davvero toccato molte tematiche, dalla mascherina ai controlli Covid, a piazzale Boschetti e a tutto quello che sta facendo l'amministrazione per la ripresa di una città che sta ripartendo. Già nel weekend il centro era davvero strapieno di gente, i commercianti sono abbastanza soddisfatti, ovviamente non dei 3 mesi persi, però e non bisogna, come diceva il sindaco, ritornare indietro. Allora andiamo invece a parlare di un'altra cosa, andiamo a vedere il servizio sul sondaggio dei parcheggi, un sondaggio che è costato 5.000 euro, dopo le chiedo se ne valsa la pena oppure no, vediamo il servizio. Un'indagine sull'utilizzo dei parcheggi e in particolare di quello gratuito all'ex caserma Prandina è in corso in questi giorni con l'obiettivo di aggiornare il patrimonio delle aree di sosta presenti in città ed in particolare nelle aree prossime al centro storico e alle aree strategiche come la stazione, la fiera e l'università. Lo studio, commissionato da PS Holding, si svolge in 3 giorni e interessa 20 zone di parcheggio lungo strada e appunto il parcheggio Prandina, dove viene somministrato un questionario per indagarne le potenzialità e il funzionamento. Un'indagine che però suscita non poche perplessità, sia tra le associazioni di commercianti che lo considerano una spesa inutile per le casse comunali, vista la necessità di parcheggi, che all'interno dell'associazione Amo Padova, critica sulla metodologia del sondaggio, nonché sulla sua limitazione nel tempo e nello spazio. Alle perplessità si aggiunge inoltre la considerazione che l'attuale gratuità del Parco Prandina influisce in maniera determinante sull'utenza e sull'utilizzo del parcheggio. Domanda non serve, è chiarissimo il servizio, sondaggio fatto, costo a carico del comune e molte associazioni, commercianti e anche Amo Padova, associazione che ha appoggiato lei, non sono molto d'accordo per quanto riguarda questo sondaggio. Lei cosa dice? Ripeto, forse non siamo stati chiari. Allora, è partito ancora 4 mesi fa, 5, un monitoraggio del traffico e dei parcheggi. Questo fa parte di questo piano che ho detto sarà concluso entro l'anno. Questo è un piccolissimo pezzo dell'indagine, non c'entra niente la Prandina, è la città globale che sta facendo, APS, sta facendo un sondaggio per capire la città globale, parcheggi e viabilità. Non c'entra, tanto per essere, l'ho fatto io, non Ragona, sta facendo una cosa che io ho detto di fare io. Ancora mesi fa, avevo dato incarico al vice sindaco, Arturo Lenzoni, di fare questo e Ragona sta proseguendo come responsabilità, ma l'incarico è fatto da APS. Questa è un'indagine, non devono preoccuparsi, non spreco soldi pubblici io, devono stare tutti tranquilli. E alla fine dell'anno decideremo cosa sarà fatto, non solo la Prandina, ma tutta la città verificata viabilità. Ovviamente ci sarà sempre qualcosa da dire, questo è sicuro, perché Padova la polemica c'è sempre. Devo stare tutti tranquilli, l'ho sempre detto, non sono un talebano, va fatte le cose con buon senso. Con buon senso vuol dire, cioè, chi vuole Prato, la Prandina, chi vuole 1000 posti auto, non funziona così, funziona con delle logiche, non numeri a caso, funziona con delle logiche di ingresso e uscita. Non si può pensare a queste cose. Prandina, l'avremo penso entro ottobre, dovrebbe essere fatto la permuta, dopodiché stiamo già ragionando su cosa fare. Ma anche questo servono soldi per fare investimenti, cose che oggi sono pochini. Per cui ragioneremo tutti assieme. Però se il parcheggio avrà un costo, perché presumo ovvio che avrà un costo, avrà anche dei introiti, quindi certamente poi, no? sì, certamente sì, ma adesso è gratuito perché non è nostro. È del demanio, non possiamo parlare una cosa. Per cui sarà ottobre, novembre, andrà a pagamento, questo è chiaro. Ma l'ho sempre detto, anche se sarà un danno serve un danno per il comune, non è accettabile questo danno. Per cui devono stare tutti tranquilli, faremo delle riflessioni comuni
su tutto quanto il traffico, su tutti i parcheggi, con calma e con buon senso. Non so perché tutti si agitano, chiaramente i commercianti, sono un commerciante, avrò parcheggi gratis dappertutto, non è così che funziona il mondo, per cui calmi e tranquilli, ragioneremo anche con i commercianti, con l'associazione e via dicendo. Ma no, c'è agitazione come sempre, perché è una città bella, frizzante, viva, ed è meglio che sia. Ma da parte di chi c'è agitazione, Sindaco? Da tutti, qualsiasi cosa vi fate, è sempre, se uno dice ecco chiuso Via Dante, no apri Via Dante, e apri, perché la logica è sempre pensare a quello che è il danno minore per se stessi, nel senso, qui che abita Via Dante dico chiudi Via Dante, quelli che pensano però il traffico da Via Dante può passare sotto casa mia, allora no, questo non lo fai. Ognuno guarda il proprio orticello. Ognuno guarda il proprio orticello. Io ho il dovere come sindaco, come amministratore comunale, di pensare bene della città. È chiaro che qualsiasi cosa faccio, qualcuno non va bene, però state tranquilli, alla fine fermo le cose con buon senso, con tranquillità, coinvolgendo tutti, parlando. Bene. Ma tranquilli, perché bene prese posizioni politiche solo perché lo fa un assessore piuttosto che un altro. Non va bene. Questa è una cosa che ho definito io, l'ho fatto fare a PS, prima lo seguivo il vice sindaco, adesso segue Aragona, ma sono io responsabile di questo. Per cui, tranquilli. Va bene. Senta, per quanto riguarda i parcheggi, ho visto che avete davanti lo IOV fatto dei posti in macchina nuova. Bravo Aragona, bravo Aragona, bravo Andrea Aragona. È 3 anni che aspettavo questa soluzione, l'ha fatto in mezza giornata. Nessuno ha detto che bravo Andrea Aragona. Sto dicendo. No, simpaticamente. Bene, no. Che bravo Andrea Aragona. No, lo dico io, Aragona. Ma ascolta, però le dico 3 anni che andavo avanti. Ecco. Aspetta, posso finire? Sono 3 anni che andavo avanti. Alla fine l'ha fatto in mezza giornata assieme a Michalizzi. Ero sbalordito, ma scusa, l'ho fatto. Grazie Andrea Aragona, grazie Andrea Michalizzi. Sono molto contento. E sarà a pagamento, finisco per usare la domanda, sarà a pagamento no, perché questo non sarà domanda. Non può essere gratis, se no tutti mettono la macchina e non è più usufruibile. No, perché c'è un'altra polemica su questo. Perché lo mettete a pagamento, se no non c'è libera circolazione? Ecco, non era a pagamento la mia domanda, però, però vi dico, sarà a pagamento. Ed è giusto che sia a pagamento, magari poco, però è giusto che sia a pagamento. La domanda era diversa, la pista ciclabile non è molto in sicurezza, invece devo dire questa situazione qui. La pista ciclabile è in perfetta sicurezza in base alle normative attuali, chiaro? Il governo ha definito delle normative ben precise. Uno mi dice, ma se apre la porta a bicicletta... No, non c'è lì la porta. Come no? C'è la bicicletta. La porta della macchina dice, pensavo la porta la porta della macchina. Ma devo stare attento ad aprire la porta della macchina. Ho fatto anch'io qualche stupidaggine nel tempo. Bisogna stare attenti, avere rispetto per gli altri, questo è sicuro. Quindi è a norma e a sicurezza. Perfettamente a norme. È a sicurezza, quindi sarebbe bello che fosse protetta, che ci fosse un cordolo, ci fossero arberature. Dopo vuol dire togliere una corsia. Dico, ecco, togliere la corsia come in via Trieste, non si può togliere la corsia in via Trieste e via dicendo. Sono 4 anni che le chiedo delle cose quando viene qui, non mi ha soddisfatto di nessuna delle cose che le ho chiesto. Dunque non soddisfatto vuol dire che non lo fate? La cosa che le avevo chiesto ho detto di illuminare di più le strisce pedonali che lei è un cittadino poco attento. No, sono molto attento. Poco attento. Lei fa sempre riferimento, ognuno di noi fa riferimento alla strada che fa di solito. No, io ne faccio tanto. Padova è leggermente grande. Le garantisco che ne faccio tanto. L'elenco tutte quelle che abbiamo fatto. Dove c'è un passaggio pedonale bello illuminato, gli dico lei ha ragione. Ma sono sicuro che c'è. È il secondo. La cosa che anzi ne ho chieste 3, il passaggio pedonali illuminati, l'ufficio informazioni in Piazza Rabbit che non c'è ancora e i bagni pubblici che non ce ne sono. I bagni non pubblici. Ce ne sono, sindaco, lì ognuno c'è questo problema che è vero. Non ce ne sono. Bagni pubblici. Non si possono mettere quelli che volevamo mettere noi, qui in acciaio. Noi stiamo cercando qualche negozio, tanto per essere chiaro, in cui trasformare in bagno pubblico. Non c'è alternativa. Questo è vero, ecco, anche perché non si possono l'idea del bagno, perché a Venezia ha fatto così. Non si possono, la sovrintendenza giustamente ha detto tu sei matto a mettere quelli che vedo a Bolzano, acciaio autopolente, non si fa. Per cui stiamo cercando, è un po' più complicato, bisogna cercare
Se abbiamo qualche proprietà nostra da cambiare, oppure dobbiamo acquistare un negozio e fare il bagno. È vero che non ci sono i bagni, però è anche difficile risolvere il problema. Però lo sai, insomma, mi ha fatto ricordare una cosa che ma è facile che si ricordi. No, a Venezia hanno fatto così. A Venezia hanno acquistato dei negozi fitti e hanno fatto dei bagni pubblici, quindi è anche ovviamente custoditi, paghi perché paghi €1,50, €2, €1,50 dico a persona, non mi sembra. Però so che sono andato e sono custoditi, quindi è una bella idea. Speriamo arrivino presto. Nelle mie tante illusioni pensavo che è molto facile mettere, sono prefabbricati, basta acquistarli e metterli giù. Chiesto parere sovrintendente? No. Ma i sottopassi dove una volta c'erano non si possono mettere perché sono zone pericolose. Largo Europa c'era il sottopasso, vicino alla prefettura c'era un sottopasso. Quelli sono chiusi, non si potranno mai più riaprire. La gente ha paura, non si va. Non si va sotto il sottopasso. Lo diamo a qualche associazione. Ogni tanto c'è da fare anche manutenzione. Mi è venuta l'idea con Arturo Lorenzoni di mettere biciclette come posteggio di sicurezza, però sono problemi, sono problemi di sicurezza, Senta, è molto complicata. Vado sul prato, un'altra cosa, avete sistemato un pezzo del centro vicino al BOL, l'università, il pavimento della strada, cambiando tutti i ciottoli, chiudendo la strada, quel pezzettino che va, diciamo, dalla prefettura fino al Canton del Gallo, tanto per capirci. Via San Francesco? No, via San Francesco. Sì, Ponte. Non so come si chiama la via, capito? Sì, perfettamente. Che va praticamente dalla prefettura, che va fino al Canton del Gallo, avete chiusa e avete fatto un capolavoro perché oggi si cammina, non ci sono buche, però ci sono molte strade in città dove ci sono i San Pietrini che sono messi in una situazione davvero disastrosa. Grazie, non avevo notato questo particolare, mi era sfuggito, pensavo che tutte le strade fossero perfettamente a posto. Sono ironico, lo so anch'io. Lo so anch'io, c'è un problema, servono soldi per queste cose là. Ho capito, hai capito? Servono soldi, lo so anch'io. Quando vedo qualcosa che non va, faccio le foto, chiamo l'assessore e dico, ma come? Mi hai appena tagliato i soldi e mi chiedi di fare questo lavoro? Anch'io faccio il cittadino, quando passo vedo un buco, una cosa, chiamo l'assessore, chiamo un dirigente di turno, dico perché non fai questo? Sindaco, mi ha tagliato i soldi, non ce li ho. No, la mia domanda aveva una conclusione, lei ha fatto l'ironico e le ho detto perché i San Pietrini aveva un senso la mia domanda, me l'ha proprio stroncata, proprio ormai fra poco, devo dire perché i San Pietrini si staccano e diventano, passando le automobili, pericolose perché se parte un San Pietrino può fare dei danni anche, non dico mortali, ma pericolosi alla gente. Ecco, in virtù di questo ne siete consci che potrebbe, certo. cioè di chi sarebbe e di chi è la responsabilità in tal caso? Nostra. Ecco, tutto qui era in questo senso, era nel senso della come pericolosità. quando uno inciampa in una buca, se dimostra che è stata inettitudine non dell'amministrazione comunale, chiaramente. Perfetto, volevo dire questo, siccome sono pericolosi, ne vedi spesso di San Pietrini fuori dal posto. Vi ricordo che è stato fatto il cantiere mobile, come abbiamo fatto, che sta mettendo a posto in continuazione queste cose. È una città che si muove molto, cioè 100.000 persone al giorno si muovono in entrata e uscita, vuol dire traffico anche negativo sotto l'aspetto inquinamento, ma positivo sotto l'aspetto del movimento. No, ma io volevo dire sulla sicurezza dell'amministrazione, volevo solo fare la presa, lei mi ha interrotto. No, le cose che dice lei, lo so anch'io, passo, vedo, non c'è un buco, non va bene, chiudi. Mi trovo dopo il dirigente, l'assessore, dice, ma che bravo sei, mi dice, però mi hai tolto 100.000, mi hai fatto questo, mi hai fatto l'altro, porta pazienza. Però io devo chiederlo a lei, insomma, come giusto. Ma sempre mia responsabilità, sempre mia, meriti, sempre mia, oneri e onori. sempre mia, questo non c'è ombra di dubbio. A tra poco.